Sono stati gli esordienti del Venezia a sollevare al cielo di Castello Tesino il primo Memorial Tony Zen e Dino Soranzo. Gli arancione-roverdi hanno sconfitto in finale la Roma, conquistando la vittoria davanti a Juventus, Feralpi Salò e Cittadella, al termine di 2 giorni di grande calcio e tanto divertimento. In campo 16 formazioni, molte delle quali in arrivo dalla Valle del Tesino e dal Bassanese, per 2 giornate di eventi organizzate in collaborazione con il Calcio Cittadella e volute fortemente dalla famiglia di Tony Zen. Oggi abbiamo realizzato un sogno che avevamo da tempo nel cuore, perché questo è sempre stato il progetto di vita del papà: vedere i bambini giocare con sano spirito sportivo e tanta amicizia. Tanti gli amici di Tony che sono voluti arrivare a Castello Tesino per l'occasione e per ricordare la figura del fondatore della Ciromano. Tutta questa grande manifestazione penso che il paese di Castello Tesino se la tenga per sé, perché il riscontro ce l'ha ed è tutto quello che si vede adesso. Ecco, questo però un domani sarebbe bello portarlo nel nostro paese, che è Romano del Zelino, che era la terra di Tony Zen. Una proposta, quella di Pillon, che siamo certi piacerebbe anche agli amministratori di Romano, presenti ieri alle premiazioni con in testa il sindaco Simone Bontorin, felice di aver preso parte ad 2 giorni di calcio, spettacolo e tanto divertimento, proprio come sarebbe piaciuto al presidentissimo Zen.